Sull'asilo di Roiano almeno una soluzione c'è finalmente, questo cosa Sì, dici? la soluzione c'è, il problema è che questa mediazione che è partita dall'opposizione in Consiglio Comunale, ma anche internamente dalla maggioranza, in particolare dalla consigliera Brandi, ha portato, diciamo, come diceva prima Medau, ad una mediazione che però non è arrivata dopo una settimana, dopo due, è arrivata dopo 2 anni, e quindi per 2 anni una struttura pubblica costruita con soldi pubblici è rimasta inattiva perché si è cercata una soluzione. Ecco, credo che questi sono i problemi principali, non tanto le posizioni diverse che si possono avere fra partiti che compongono anche la stessa parte o la maggioranza o l'opposizione. È chiaro che si possono avere posizioni diverse perché altrimenti si farebbe parte dello stesso partito. Il Consiglio Comunale serve anche questo. Il problema sono i tempi. È inaccettabile che una struttura parta dopo 2 anni, dopo 2 anni di mancate soluzioni. L'altro punto, secondo me, è che questa delibera sicuramente non è la soluzione migliore. Per noi la soluzione migliore era quella di aprire l'asilo nido con personale interno del Comune di Trieste. Sicuramente si spendeva di più, ma era un investimento sulle risorse comunali e anche ovviamente nei servizi che poi vengono offerti. Il problema principale è il tempo, cioè noi abbiamo bisogno di soluzioni come cittadini, soluzioni rapide, e su molte partite, una è questa dell'asilo, l'altra il tema della ristrutturazione di Ponte Bianco e Ponte Verde. Adesso vi farò vedere. Siamo dal 2000 che attendiamo una soluzione. Ecco, io mi auguro che almeno su questi punti, sulle opere pubbliche, ci sia una comunanza di intenti per arrivare all'obiettivo di accelerare i tempi di esecuzione.